te lo ricordi quel mio mezzo parente vecchio, quello su in Lombardia? Ma quello brutto antipatico che dicevi che non rompicoglioni. Oh, è morto. Mi ha lasciato 1 milione di euro in eredità. Dammi 50.000 euro. Così, da ble, subito. Abituati, vedrai che da qui in poi saranno tutti lì a chiederti i soldi. Ma che mi frega, io sono felice, dai. Perché non sono ancora arrivate le tasse di successione, vedrai, ti lasceranno i soldi per un cornetto e un cappuccino. Esagerato. Sai quante soddisfazioni mi posso togliere adesso? Mi compro il BMW. Attento con le macchine potenti che vanno veloci, un attimo che ti stampi contro un palo. Mamma mia, ma io mi vado piano. Mi compro un appartamentino sul mare. Bravo, così sono 2 assemblee di condominio, ti viene l'esaurimento nervoso in un giro di un mese. Ma sai cosa vuol dire 3-4 mesi al mare, nuotare, riposarsi, nuotare, riposarsi? Con i turisti che fanno la festa fino alle 5 di notte, schiamazzi, belli imbriachi. Ma dai, su, allora sai cosa faccio? Me ne vado alle Maldive. Bravo, 24 giorni di viaggio per arrivare lì e palme, spiaggia, sabbia, palme, spiaggia, sabbia. Vedi, dopo 5 giorni non ce n'è così voglia che rimpiangi la coda al casello di Rapallo. Sei incredibile. Adesso vuoi vedere che devo essere triste perché c'ho 1 milione di euro. No, 950.000. E il cappuccino al cornetto? Bellissimo, ma quello lo offro io.